rivolte solo ed esclusivamente ad un documento di programmazione di bilancio, ma ad un documento politico. E rispetto a questo documento politico noi ci rendiamo conto che le indicazioni contenute nell'elencazione dei singoli capitoli di entrata e di spesa poco ci raccontano di quella che è la volontà politica di questa amministrazione. La cosa di più si capisce dalla lettura del documento unico di programmazione 2014-2016, nel quale però osserviamo come in effetti ci sia stata più un'attività di copia e incolla delle linee programmatiche rispetto poi alle singole indicazioni. Vale a dire, io mi rendo conto che è bello potersi vantare del fatto che è stato introdotto, ad esempio, a proposito della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, lo stralcio delle linee programmatiche, prevedendo che il valore dell'offerta culturale della città passa innanzitutto attraverso l'attivazione di 2 contenitori di eccellenza, quali il teatro presso la Tafila e il museo civico comunale. Le ingenti risorse che si rendono necessarie sono ovviamente da reperire attraverso canali alternativi e per quanto riguarda il teatro potrebbe sostanziarsi in accordi di collaborazione con le Onlus o contratti di sponsorizzazione e in relazione al museo dovrebbero fare riferimento alle attribuzioni del governo centrale in materia di beni e attività culturali. Ma viene da dire, qui fondamentalmente manca altro che aveste previsto la pace del mondo, cioè non sto dicendo che non sono previste le linee programmatiche, ma come vengano attuate le linee programmatiche non è assolutamente da e questo è l'elemento che a noi avrebbe piaciuto conoscere, a noi sarebbe piaciuto conoscere, perché solo rispetto alle attività concrete attraverso le quali dare attenzione alle linee programmatiche che si misura la volontà politica. Diversamente finiremo per trovarsi di fronte ad una mera elencazione di buoni propositi senza poi nessun riscontro concreto. E questo vale sia per il titolo valorizzazione beni e attività culturali come per tutti gli altri. Come venga attuato il museo galleggiante a cui faceva riferimento prima il consigliere Soron, piuttosto che il parco lagunare, piuttosto che il collegamento attraverso il traghetto ciclopedonale, faccio semplici esempi, piuttosto che l'offerta culturale formativa con la valorizzazione degli aspetti tipici, eccetera, 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 non è dato sapere. Questo per noi è un grave vulnus della proposta che ci state facendo, che non ci consente di esprimere un voto favorevole. Grazie capogruppo Bonin. Lascio la parola al sindaco. Consigliere Pellegrini vuole chiudere, prego. Anch'io mi allaccio un pochino alla riflessione fatta sia dal consigliere Tonon che dal capogruppo Bonin. Dicevo appunto che anche a me sono poi poco chiare le misure concrete, no, che le varie poste di bilancio poi dovrebbero spiegare per l'attuazione delle linee programmatiche relative a questo bilancio di previsione e soprattutto relative anche alla mozione che il capogruppo Marchesano ha presentato il 23 dicembre per diciamo così, giustificare l'entrata di questa nuova maggioranza e l'uscita dei 6 presidenti, diciamo così. E rifacendo proprio con la mozione, il leitmotiv che la conduceva, il sentimento sottostante, la motivazione, a mio avviso un po' demagogica, che aveva portato consentimento al capogruppo Marchesano a presentare la mozione stessa, erano una serie di dati che lo stesso citava relativi alla difficoltà che tutte le famiglie in generale oggi hanno, no? Le famiglie, e soprattutto prendeva come esempio per rendere l'idea più chiara a tutti, 2 categorie, quella degli anziani, dicendo che il 40% degli anziani faceva fatica ad andare a fine mese, dicendo che il 15% faceva fatica
a consumare un pasto completo al giorno, sono andati allarmanti. Si richiamava come altresì, sempre come categoria d'esempio, senza escludere nessuno, chiaramente, anche la categoria dei giovani, no? Ci danno dati relativi all'occupazione giovanile nel nostro territorio e attraverso, diciamo, sulla base di questi principi poi invitavano tutti i colleghi del Consiglio Comunale, soprattutto quelli che fino dal giorno prima erano all'opposizione, a sposare questo nuovo programma. Ecco, un po' per le nuove modalità di redazione del bilancio che giustamente sono diverse rispetto alle nostre, a quelle approvate negli anni precedenti, quindi si fa un pochino più fatica a capire, un po' anche per dare continuità alle giuste considerazioni fatte allora dal capogruppo Marchesan. Vorrei capire dal gruppo Marchesan, ma anche dalla giunta, insomma, perché è una domanda molto generica, quali sono le misure concrete e quindi quali sono le poste di bilancio che prevedono poi l'attuazione, diciamo, di questi principi, di questi propositi, tanto erano stati decantati in quell'occasione, e quindi, diciamo, per far fronte a problemi legati all'occupazione giovanile piuttosto che agli anziani e alle altre categorie di cittadini. In secondo luogo, se una domanda si rivolgo alla Giunta in generale, perché poi credo che sia la competenza riguardi più assessorati, era capire, se non vado errato, mi pare di avere letto, ecco, correggetemi se sbaglio, che con la redazione di questo bilancio con i nuovi principi al Comune è stato consentito di risparmiare, diciamo così, €1 milione, comunque di sforare il patto di stabilità di €1 milione. Poi correggetemi se ci sono delle defezioni tecniche. Quali sarà la destinazione di questo €1 milione nell'esercizio 2014? E come ultima domanda, anche il bilancio di previsione del 2014 prevede un introito di circa €1.400.000, scusate l'imprecisione della cifra, relativamente alla tassa di soggiorno. Credo che sia importante che questo Consiglio Comunale capisca nel concreto poi di questo €1.400.000 quale quota parte va destinata alla promozione in senso stretto, alla promozione turistica in senso stretto, quale quota parte va invece destinata alle attività non turistiche e in particolar modo a quelle legate ai mesi di minor affluenza dei turisti, diciamo, nella nostra località, quindi inizio fine stagione, quale quota parte invece va destinata alle attività, diciamo così, turistiche in senso lato, che pur comunque la norma distributiva della tassa di soggiorno consente. Grazie. Grazie consigliere Pellegrini. Lascio la parola al sindaco per alcune risposte. Sì, solo un breve passaggio prima dell'intervento del capogruppo Marchesan. Per quanto riguarda l'attivazione e gestione del mercato ittico, ne avevamo discusso probabilmente con il Consiglio Comunale dove abbiamo approvato il regolamento, ed era emerso che, attese le finalità statutarie in conformità alle esigenze della pesca, la gestione del mercato era chiaro che potesse essere la gestione anche che lavorasse in perdita, per cui non vedo niente di scandaloso il fatto che ci possa essere anche un disavanzo di €50.000 su €1 milione che potrebbe essere il giro del quale tra entrate e le uscite, questo perché la pesca è uno dei fattori tradizionali che caratterizza la nostra città. Per quanto riguarda la circostanza da più parti segnalate che il bilancio non rispecchierebbe l'orientamento della nuova maggioranza, non è vero, perché il capogruppo Bolini ha dato una lettura evidentemente sommaria del documento unico di programmazione e ha valorizzato le cose che interessava valorizzare, ad esempio il teatro, no? Però bastava leggere tutte quelle pagine del documento unico di programmazione, si partiva per prendere atto che effettivamente i contenuti di quelle linee programmatiche sono già state recepite, ovvio che non sono state indicate, perché come sapete bene tutti quanti, la scelta delle poste non viene fatta in questa sede, viene fatta dalla Giunta in sede di approvazione del PEG, per cui prenderemo tutto il PEG per vedere se poi le linee programmatiche saranno effettivamente concretizzate. In ogni caso credo che nessun intervento capogruppo Marchesan farà chiaramente riferimento a tutte le problematiche
che sono state sollevate sia in ordine agli interventi possibili di ordine sociale, sia quelli legati alla possibilità di sforare il patto di stabilità di quasi circa 1 milione di euro per attivare il bilancio sperimentale in anticipo. È chiaro, è citato l'esempio del teatro, ma è chiaro che nel PEC non si troverà solo riferimento al teatro. Lo dissi prima, abbiamo costituito un tavolo tecnico politico per dare la ricerca di canali di finanziamento. Canali di finanziamento criticati in contributi regionali, statali e comunitari che essi siano, oppure nei progetti che possono arrivare all'amministrazione in applicazione dell'articolo 6 della legge 11 del 2004 nell'ipotesi del piano degli interventi che possa essere di questo tipo. Nulla questo indica nel testo. Il tavolo è costituito per andare alla ricerca di queste prospettive. Grazie Sindaco, lascio la parola al Capogruppo Marchesani. Grazie Presidente. Prometto di leggere che data l'ora la stanchezza personale forse mi fanno dimenticare qualcosa. In esecuzione delle linee di indirizzo programmatico, il bilancio di previsione del 2014 presenta uno strumento di effettiva conoscenza ed intelligibilità degli aspetti qualitativi delle attività che viene svolta dalla pubblica amministrazione. Essa rappresenta la volontà di attuare le messaggi impegnative nel rispetto delle normative e dei limiti da questi imposti, livrando le reali esigenze dei cittadini con le sempre più limitate risorse disponibili. Non va infatti dimenticato che una corretta pianificazione degli interventi di spesa non è totalmente libera, ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su diversi aspetti della gestione. Queste restrizioni sono particolarmente stringenti in quanto associate alle regole imposte dal patto di stabilità interno. Non va sottaciuto infatti che il notevole sforzo messo in atto per riuscire a programmare l'attività dell'ente può sempre essere pianificato proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale, viene fortemente rimaneggiata dallo Stato. In questi anni redigere un bilancio di previsione è ormai diventato un'impresa. Le modifiche introdotte dalla legge stabilità per il 2014 sono la causa principale dell'aumento dell'aliquota IMU e ci si è trovati costretti a deliberare solo con riferimento peraltro alle cosiddette seconde case. Infatti con l'introduzione normativa della TASI è stato anche confermato un discutibile principio di invarianza delle risorse a disposizione di ciascun comune dall'aliquota base. Questo significa che a prescindere dall'applicazione o meno della TASI nel singolo comune, il Ministero effettua comunque una stima del gettito e se cede le risorse a disposizione nel 2013 il Comune deve cedere per alimentare il fondo di solidarietà comunale a livello nazionale. Nel caso del Comune di Carlo l'importo ceduto allo Stato viene stimato in oltre 900.000 euro. Va tenuto conto anche di un altro aspetto. I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione rischiano nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione, cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. Il percorso tuttavia delineato dal legislatore è oramai quello di abbandonare questo sistema che viene ad essere sostituito integralmente con forma di finanziamento fondate sul recepimento di entrate di stretta pertinenza locale. È così che la norma prevede ora la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, l'eccezione degli stanziamenti destinati a fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento di mutui contratti dagli enti locali. Senza scomodare i dati di oltre 10 anni fa, come accennava prima il Sindaco, i trasferimenti correnti da parte dello Stato sono oggi quasi ridotti a nulla. Il Sindaco accennava proprio prima che nel 2011 erano stati pari solamente a 767.000, per il 2014 addirittura a soli 479.000, importo che continuerà a abbassarsi con previsione nel 2016 di altri 100.000 euro.
Ha inoltre ricordato che lo Stato si trattiene, poco fa è stato detto, anche una rilevante parte dell'imposta municipale, precisamente 3.700.000 euro. Sotto questo regime, per garantire il mantenimento del livello dei servizi, si è reso pertanto necessario incrementare la pressione tributaria solo sulle seconde abitazioni, tenuto infatti conto dell'attuale stato economico-finanziario e conseguentemente sociale. La scelta è stata unanime al fine di mantenere l'esenzione sull'abitazione principale e al fine di non aggravare le attività produttive di ulteriore carico fiscale. Tiene ovviamente sempre conto che la offerta è sempre poca e quindi qualsiasi scelta può essere non condivisa. Per analoghe considerazioni sono state azzerate le tariffe della casa, rimangono inalterate le tariffe dell'imposta di soggiorno e la tassa di rifiuti, questo grazie anche ad un calibrato intervento di razionalizzazione delle spese relative agli svuotamenti e agli spazzamenti nei periodi di minore afflusso turistico. Rimangono sempre ai livelli più bassi della Regione Veneto le tariffe relative ai servizi a domanda individuale. Riprendendo il ragionamento più in generale sul bilancio, valorizzato come esso recepisca pienamente le scelte politiche di indirizzo. Tra le tante possiamo ricordare che sarà dato ulteriore impulso alla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa anche attraverso incontri periodici con la popolazione, che sono appunto ripresi nei giorni scorsi. La formazione di consulte sulle varie tematiche, come ad esempio il tavolo tecnico-politico appena riguardato dal sindaco e appena costituito appunto per il teatro. La diffusione delle informazioni attraverso il sito web comunale e la pubblicazione di un notiziario periodico da distribuire a tutte le famiglie, quest'ultimo già deliberato dalla giunta comunale in attesa di sviluppo. La valorizzazione degli organi di rappresentanza democratica sarà perseguita poi mediante l'aumento da 3 a 5 dei componenti delle commissioni consigliari permanenti e la nomina di uno o più consiglieri delegati, come nel caso di questa sera è stato delegato il consigliere Zalone per la valutazione appunto del tavolo tecnico del teatro. Nel bilancio troviamo i riferimenti anche al campo dell'istruzione, per il quale è previsto di dare un ulteriore sviluppo alla fattiva e costruttiva collaborazione con l'Istituto Comprensivo Palladio, l'Istituto Alberghiero Giovanni XXIII. Inoltre sarà perseguita l'implementazione della biblioteca civica con l'ampliamento dell'orario di apertura e la sua caratterizzazione di area di studio e di consultazione. L'Università Popolare in quanto polo di attrazione della richiesta di istruzione delle fasce di età avanzate sarà valorizzata, costante sarà lo sforzo per dotarla di spazi adeguati. L'amministrazione inoltre si farà parte attiva affinché venga inserita nell'offerta formativa delle scuole del Comune una serie di attività didattiche incentrate sulla storia di Caora, sulla cultura legata alla pesca e sulla conoscenza dell'ambiente del territorio locale. Un ulteriore aspetto che si vuole evidenziare è quello legato alla politica in favore dei giovani. L'approvazione del piano di assetto del territorio sarà possibile soddisfare le esigenze di residenzialità dei giovani attraverso l'attuazione di un piano di edilizia residenziale per giovani famiglie. Gli ambiti di intervento nel mondo giovanile vedranno inoltre l'amministrazione impegnata nella lotta di abusi e dipendenze, alcol, droghe e ludopatie, per le quali vi è l'intenzione di costituire nel territorio entro un brevissimo tempo un osservatorio permanente. Sul fronte dello sport e del tempo libero sarà attivo e costante il sostegno del mondo dell'associazionismo e delle società sportive, la cui partecipazione alla Fondazione Città dello Sport sarà sempre incentivata ed incentrata anche su ulteriori direzioni. Sotto il versante del turismo, settore strategico per l'economia di Caora, si perseguirà il miglioramento dell'attività di promozione, accoglienza e intrattenimento, concertando le associazioni di riferimento alle possibili soluzioni in coerenza con il nuovo assetto delle competenze. Sarà istituita l'OCD, l'Organizzazione e Gestione della Destinazione, quale ente di gestione dell'offerta turistica finalizzata anche alla costituzione
costituzione delle basi per un allungamento della stagionalità degli eventi. Per quanto concerne poi la politica urbanistica e ambientale, sarà incentrata sul contenimento del consumo di suolo, sulla tutela del paesaggio e del territorio rurale, sul recupero del patrimonio edilizio esistente mediante ristrutturazione, utilizzando i più appropriati strumenti urbanistici. Il patrimonio di Casoni sarà valorizzato anche tramite il piano particolarizzato di Casoni, piano degli specchi acri. L'integrazione infine della politica sociale in favore della famiglia, tenuto conto del momento di crisi economica, della disoccupazione in aumento e del conseguente aggravamento della condizione delle famiglie, il bilancio recepisce l'attuazione di una politica di sostegno con particolare attenzione ai nuovi poveri, anche attraverso la collaborazione la carica parrocchiale e la conservazione del livello minimo tariffe relative ai servizi a domanda individuale, così come accennato. Le politiche a favore della terza età saranno principalmente orientate al mantenimento dei servizi esistenti, assistenza domiciliare, pasta e domicilio, l'allevamento della casa di riposo mediante opportune direttive, gli enti strumentali esistenti, azienda speciale e società patrimoniale, l'attivazione di un centro per anziani nell'educazione. Per quanto riguarda il settore tradizionale della pesca, il bilancio recepisce quanto necessario per il completamento dello scaprizzico in centro storico, lo spostamento in esso della gestione pubblica, con il necessario riordino delle banchine e dei posti bar, secondo quanto già stabilito dal precedente delibera del Consiglio Comunale. L'azione di promozione e sostegno della marineria di Caore sarà declinata attraverso l'incentivazione e lo sviluppo dell'iturismo, del pescaturismo e con la valorizzazione della vendita del prodotto ittico di Caore. Ultimo, ma non per questo meno importante, va evidenziato nel rispetto delle normative come avvalorato dal parere del revisore contabile, il bilancio di previsione prevede la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità, il rispetto delle disposizioni sul contenimento delle spese per il personale. E infine un aspetto che non deve essere dimenticato. Dopo che il Ministero delle Finanze ha reso noti gli obiettivi del patto di stabilità 2014, per tutti i comuni la Giunta Comunale con deliberazione 218 del 2013 ha scelto di anticipare di un anno l'utilizzo in via sperimentale del nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118. La sperimentazione riguarda sinteticamente l'adozione del bilancio di previsione annuale e triennale e prevede per la prima annualità gli stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa, mentre per i due esercizi successivi viene dato in termini di sola competenza secondo una classificazione del bilancio per missioni e programmi. L'esito di tale scelta politica, il Comune di Caos ha potuto beneficiare assieme ad altri 380 enti una consistente riduzione sull'obiettivo quantificata nel 52,8%. Traducendo la percentuale in valori monetari, questo sta a significare che nel 2014 il nostro Comune potrà spendere i propri soldi che ha già in cassa per completare alcune importanti opere già in corso, godendo di un beneficio di riduzione sull'obiettivo del patto di stabilità di circa 1 milione di euro. Va ricordato che per ottenere il beneficio ha implicato un gravoso onere per tutti gli uffici comunali, per i quali a nome di tutta la maggioranza esprimo il ringraziamento. Quindi a conclusione devo dire che quanto già illustrato nel Consiglio Comunale del 23 dicembre è stato ribadito in questa sede, torno a ribadirlo anche a nome di tutta l'attuale maggioranza. Grazie Capogruppo Marchesano. Ora mettiamo ai voti, proviamo a terminare. Prego, consigliere Tonò. Pensavo fosse l'intervento conclusivo, così era. Consigliere Tonò, io ho capito un passaggio solo, io ho fatto una domanda precisa. Se la risposta era quella del sindaco, cioè non ci sono impegni ancora approvati, avrete dopo domani con probabilità. L'importanza dell'argomento, visto anche la possibilità di avere un voto magari anche favorevole al bilancio, se era possibile, avere risposte un po' più
uguali anche se non con le cifre precise. Un esempio, se il milione sia stato deciso di introducere 1,4 milioni a tasse di soggiorno, perlomeno sulle manifestazioni solistiche si era già deciso quanto destinare manifestazione fare, visto che siamo a fine aprile, insomma credo che la programmazione sia già stata fatta, insomma, o se una parte è destinata all'aereo urbano, ecco. Io non elimino, è possibile avere dei dettagli un pochino più concreti e rispetto a quello che ha detto Marchesano, capogruppo, ecco. Io ribadisco, come l'ho ribadito il 23 dicembre, condivido pienamente tutto quello che è scritto, che sono posizioni di principio, come dissi allora, che portate in qualsiasi consiglio comunale, in qualsiasi comune d'Italia avrebbero votato. Però non sono riuscito a capire poi quali sono le misure concrete che vanno a attuare queste dichiarazioni di principio. Vi faccio un esempio, se citava dati precisi relativi alle difficoltà del circa 40% degli anziani no, ad arrivare a fine mese, volevo capire quali erano le misure che intende adottare, quindi i soldi eventualmente che voi, lei o l'assessore diciamo, di competenza ha deciso di destinare, se non i soldi, quali le attività in concreto e di che misure al fine di ridurre anche poi questo problema insomma annoso e lo stesso anche del discorso relativo al tasso di disoccupazione giovanile, cioè quali attività concrete, quali obiettivi di riduzione rispetto ai dati che ha indicato nella mozione del 23 dicembre ritiene di raggiungere, insomma, se è possibile, se no discuteremo molto tempo. Una cosa che si è dimenticato di citare il caso didattico che l'altra volta sul programma ho visto che anche questo perché è una cosa che è importante, insomma mi fa piacere che abbia ricordato nuovamente, grazie. Grazie consigliere Pellegrini. Risponde il sindaco. Consigliere Tononi? No, se altre domande al poco. Sì, no, volevo da di queste questioni che il 23, non so se vi ricordate, ma il 23 dicembre queste cose qua che proprio c'erano state proposte qualche ora prima, avevamo posto un voto di astensione proprio perché condividiamo i principi e devo dire che credo siamo anche iscritti su quel programma un po' di tutti e queste sono le aspettative. Però la questione sta negli indirizzi, nelle poste. Io chiedevo per esempio o mi riferisco al passaggio del gruppo Marchesano, informazione e la formazione, la storia di città di Cavo, la nostra cultura legata alla pesca e via dicendo. E andremo a prendere, caro l'assessore Minoli, guardi di quei soldi li deve dare a uso perché la formazione e l'informazione può essere anche utile per preparare i giovani che hanno competenze dal punto di vista turistico ma anche storico per creare dei volani propositivi sotto l'aspetto della formazione e dell'avvio ai giovani all'attività imprenditoriale. Il mercato ittico è la sfida più grossa che ci siamo messi, grossa, sono tutte sfide, però c'è una spesa intorno a 1 milione di euro e sostanzialmente deve creare quelle sinergie, quelle attività per poter poi essere, cioè un introito di queste cifre e capire su che controlli e su che gestioni andiamo a sviluppare. Sono sostanzialmente queste gli esempi su cui vorremmo misurarci, nel senso su quel capitolo dobbiamo prendere soldi, sulla tassa di soggiorno bastano 1,4 milioni perché abbiamo garantito tutte quelle che erano le nostre aspettative o abbiamo bisogno di tasse in più. Per risolvere questi problemi purtroppo bisogna mettere in fila alcuni punti e alcuni costi. È qua che sostanzialmente dobbiamo misurare oppure
cercare di capire da che parte dobbiamo impegnare la nostra amministrazione, la nostra città per far fronte a questi problemi che sono reali, che sono condivisibili e che sono sicuramente dove si trova la volontà di tutti, credo, per poterli far fronte. Questo è, poi se do subito un contributo al delegato per il teatro, cioè, dimentichiamoci di andare a ricerca di soldi per una struttura di teatro, o la leghiamo a questi finanziamenti che dovrebbero venire fuori da parte del turismo, che potrebbe essere una struttura, visto che là esiste un punto informativo, l'informazione può essere una di quelle sale utilizzate per la promozione, per non dico congressuale, ma la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività imprenditoriali della nostra città, dove si potrà fare anche del teatro, ma dove troveremo fuori, possibile trovare fuori i soldi per creare delle situazioni di discussione imprenditoriale sulle attività, perché se cerchiamo i soldi, ma questo è già da 3 o 4 anni, come li vogliamo trovare anche sul centro pigiato, sempre nei beni ambientali o in quelle poste, quei finanziamenti non ci saranno sicuramente. È chiaro, e lo diceva, credo sia un auspicio che ci sia un tavolo di lavoro realmente attivo. Se è stato costituito questo tavolo di studio, facciamo anche un'analisi realmente dove si possono trovare questi soldi, perché quei soldi, le risorse della nostra esclusiva contabilità, quelle che possono produrre e generare le tavole, non ce la facciamo. Ecco che magari sulla tassa di soggiorno poteva essere possono essere spesi 20.000 euro per l'ufficio Europa, proprio perché va a caccia anche di questi finanziamenti. È su queste piccole, grandi o attività operative che bisognerà misurarci. Grazie consigliere Tonò. Capogruppo Golenberg. Sì. Grazie Presidente. Io condivido sostanzialmente gli interventi che sono stati fatti dai consiglieri Tonò e Pellegrini. Mi permetto però di osservare un'altra questione. Quelle linee programmatiche che dovrebbero essere prodotte in atti concreti attraverso l'esecuzione e l'attuazione del programma, in realtà non tutte richiedono uno stanziamento di bilancio. E ad esempio, allora prima lo diceva anche il capogruppo Marchesà, la partecipazione attiva dei cittadini non necessariamente richiede gli stanziamenti di bilancio, piuttosto che l'estensione dei componenti delle commissioni, piuttosto che questioni che abbiamo introdotto con le questioni che abbiamo presentato questa sera, la creazione di una sezione dedicata nel protocollo, cioè dell'archivio permanente degli atti consultabili relativamente alle delibere di consiglio, di giunta, piuttosto che di tecnica. Ecco, dopo quasi 4 mesi di nuova amministrazione, tutto ciò poteva tranquillamente essere fatto, non lo è. Non è stato fatto, e allora il problema è questi punti poi saranno tradotti effettivamente. Voi in 4 mesi non ci avete ancora dato modo di crederli. Capogruppo Teso, poi capogruppo Zanò e chiudiamo la discussione. Io ho ascoltato il discorso del capogruppo Marchesani, che ha ragione quando parla di vincoli, patto di stabilità e quant'altro. Comunque è anche vero che questo bilancio non è altro che copia e incolla dell'anno precedente. L'ho detto anche il capogruppo Borini, infatti rispecchia un programma amministrativo del sindaco Stribuli. Alla fine, dettato da tante questioni, l'avete detto, spedimenti,
si va a toccare solo la seconda casa, non altro, sono famiglie in serie difficoltà, i giovani non hanno occupazione, quello che lei ha letto e che merita lode, il documento che ha presentato lei, ma che alla fine quel documento è il nulla ad oggi, perché sempre meritevole il suo impegno e sottolineare le cose, ma il bilancio rispecchia il programma precedente. Quindi non c'è ma non parlo, sa di lei, tanto capogruppo marchigiano, perché lei effettivamente apparteneva alla lista Strigui già in precedenza, ma è quello che è stato fatto dalla nuova compagine che oggi abbiamo, ovvero dalle liste rappresentate dal capogruppo Zanon e dal capogruppo Commisso, due liste antagoniste alla lista Strigui. Infatti loro dichiaravano che ottima era la visione dei 6, cioè l'uscita dei 6, vedevano un'occasione proprio per poter mettere mano a quel programma che avevamo fatto e di poter incidere sotto l'aspetto politico e amministrativo con delle nuove idee, cosa che non è stato fatto perché ad oggi non c'è nulla, a meno che lo vedremo dal PREG, questo lo vedremo al prossimo consiglio, magari, a parte che secondo me avete già un'idea chiara del PREG, perché il PREG non si fa in 2 giorni ma si fa un po' prima. Però torno a dire lodevole il suo impegno capogruppo marchigiano. Poi sul fatto delle poste che vengono messe a bilancio, prima io ho fatto una domanda all'assessore Russo su quello che destinava al consorzio. Erano 68.000 euro, giusto assessore? 65, mi scusi. I 65 sono dall'imposta di soggiorno, le faccio la domanda, oppure li trova l'altro capitolo, l'altra funzione? No. Non la voglio mettere in imbarazzo perché se chiede se è obbligato a rispondere mi scusi. Assolutamente non mi mette nessun imbarazzo, anche perché il suo comportamento un po' così eccessivo nei confronti di tutti mi sembra che questa sera abbia esagerato. Allora, l'imposta di soggiorno, l'imposta di soggiorno è immessa e tutto ricavato dall'imposta di soggiorno serve a finanziare turismo, promozione e manifestazioni. Quindi se parliamo di 65.000 euro dati al consorzio di promozione turista, vengono fuori dall'imposta di soggiorno, ma l'avevo detto anche prima. Perché non capisco questo suo atteggiamento, assessore, perché lei non proprio ne ho offesa né debita. Ho chiesto, no, lei sta commentando il mio comportamento. Lei appartiene a una maggioranza, è sempre stato coerente, nessun problema, infatti io a lei non mi sono neanche rivolta se non per chiederle quei famosi 65.000 euro che lei mi ha dato lettura. Ho fatto adesso la domanda, perché prima non avevamo parlato, mi sembra, di imposta di soggiorno, però abbiamo il registratore, lo vedremo nei prossimi verbali. Quindi respingo le sue accuse, perché lei che il suo comportamento un po' così non il mio, perché mi sto rivolgendo a lei nel modo più educato e lo chiedo anche a lei senza far battute o quant'altro, perché io la guardo in faccia quando parlo, quindi non serve che me lo chieda. Non la trovo proprio di basso gusto. Quindi i suoi 65.000 euro lei ha detto promozione e quant'altro, benissimo, e anche mi conferma il fatto, come ha sempre fatto, che l'imposta di soggiorno sarà destinata alle manifestazioni e alla promozione, giusto? Basta, questa è la sua dichiarazione. Io non ho commentato nient'altro, ho solo detto che lei avrà anche in testa quello che vuole fare con le manifestazioni, se ce lo vuol dire adesso ben venga, altrimenti lo dica al prossimo consiglio, e ho fatto l'appunto proprio per essere già anche propedeutici a quello che sarà il voto sul bilancio, quindi non aggredisca, che si sente in difficoltà allora. Consigliere Teso, grazie per l'intervento, lascio la parola al capogruppo Zanon, al consigliere Zanon e poi chiudiamo la discussione. Prima di tutto volevo ringraziare il sindaco che ha voluto formalizzare quello che è
è uno dei punti qualificanti del programma che noi come gruppo per il cambiamento avevamo già durante la campagna elettorale, tanto è vero che io non voglio fare polemica assolutamente questa sera, voglio solo dire che l'accordo che c'è stato tra noi e il gruppo che fa capo al sindaco è basato prima di tutto su una condivisione di alcuni punti che secondo me danno una marcia ulteriore quello che era un programma già consolidato in precedenza. Io lo devo ringraziare anche il consigliere Tonon che giustamente ha cercato dal suo punto di vista di aggiungere qualcosa a quello che io avevo già detto a proposito di questa operazione teatro che si può chiamare benissimo operazione centro congressi, quindi ho colto da subito il suggerimento che lei mi dava e come sarò disponibile a raccogliere tutti i suggerimenti che mi verranno da qualsiasi persona che vorrà rendersi utile alla realizzazione di questo progetto. Devo dire al capogruppo Bolin che ha voluto, innanzitutto apprezzo che anche lui ha dato rilievo, importanza a questa realizzazione che dovrebbe concretizzarsi nel teatro o centro congressi come si può chiamare, ma nello stesso tempo ho cercato di minimizzare la cosa, quasi di ridicolizzare il fatto che sia generato una onlus. Abbiamo apprezzato una lunga e dotta relazione all'inizio a proposito di alcuni temi cari al capogruppo Bolin, però devo dire che il discorso della onlus nasce da un tentativo di trovare anche in modo diverso dei finanziamenti che potevano servire al teatro, per esempio. Non capisco perché a cavolo non ci deve essere un'attenzione particolare da parte dei cittadini e magari con la possibilità di poter anche in qualche modo contribuire alla realizzazione del teatro, magari con qualche piccola goccia e alla fine poi tutto riempie il bicchiere, e trovare un modo formale anche per indirizzare, canalizzare eventuali come posso dire, aiuti anche economici che possono derivare da persone, da associazioni, da imprenditori e così via. Ecco, questo era il concetto della onlus. E comunque mi pare che sia stato accolto da tutti favorevolmente il desiderio di portare avanti questa operazione. Io mi auguro di avere, oltre che l'appoggio del sindaco, anche dei vari uffici competenti e a suo tempo anche la relazione a Rob di quello che siamo riusciti eventualmente a realizzare. Grazie. Brevemente il capogruppo Bolin. Grazie Presidente, sarò telegrafico. Allora, anzitutto io non ho ridicolizzato nessuna onlus, ma semplicemente mi sono limitato a leggere quello che era il testo riportato nel documento di programmazione. Per cui mi pare fuori luogo senz'altro l'osservazione del capogruppo Zanò. Mentre non mi pare fuori luogo osservare come oggi venga conferita una delega per attuare quello che lui da assessore non è riuscito a fare. Per carità, buona fortuna. Sarebbe invece interessante sapere a questo punto come il delegato intende dare attuazione alle linee programmatiche, visto e considerato poi che era lui stesso ad averlo richiesto e previsto, nell'ultimare il teatro o con centro congressi che dir si voglia della Baffile attraverso la riduzione del 10% dei contributi alle associazioni. Ora chiedo, a quale associazione toglierà il 10%? Grazie, l'intervento del capogruppo Bolin. Avevo premesso che desideravo non entrare nelle polemiche e di attenermi quello che era anche l'ordine del giorno, e il mio era solo un accenno a un tema per voler ringraziare quelle persone che vogliono concretamente e in maniera anche sincera lavorare per la realizzazione di un progetto che credo interessi tutta la cittadinanza di Caudio. Grazie consigliere Zanò. Ora mettiamo ai voti l'approvazione del bilancio di previsione 2014-2016. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari.
Votiamo l'immediata esecuzione della delibera. Voti favorevoli? 9 voti favorevoli, voti contrari? 8 voti contrari. Passiamo ora alla 16ª delibera, opere di culto, contributo senza intervento regionale 44 dell'87, esercizio 2013-2014, relazione al sindaco. Premesso che la legge regionale 44 del 2007 prevede che i comuni riservino una quota dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di organizzazione secondaria per gli interventi relativi ad opere concernenti le chiese di altri edifici religiosi. Con delibera del Consiglio Comunale precedente dell'ordine del giorno viene attuato il bilancio di previsione 2014 che prevede una somma a capitolo 3019 di euro 15.000 per contributi comunali da erogare ai sensi alla legge regionale sopracitata. Rilevato che in termini della legge in oggetto sono presenti le stesse richieste di contributo, così riassunte, Parrocchia San Giorgio Martire, protocollo numero 2290 del 7 ottobre 2013, Don Alberto Borleone, con istanza di richiesto un contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del fabbricato pertinenziale di complesso della chiesa di San Giorgio Martire destinato a magazzino e servizi igienici di cui viene prevista la riqualificazione. L'importo di lavori risulta da preventivi pari a euro 25.959,90. Tale somma non comprende le prestazioni di liberi professionisti per euro 4.026,88 che risultano invece da domanda rientrare nel totale della spesa dei presidi del contributo. Per tramite della diocesi patriarcale di Venezia, nome Monsignor Antonio Milivuolo, con nota protocollo 34.155 del 25 ottobre 2013 sono pervenute le seguenti istanze. Parrocchia di San Bartolomeo Porto di Brussa, l'istanza sottoscritta da Monsignor Giuseppe Manzato, parroco pro tempore, con l'istanza viene chiesto un contributo per le opere di ristrutturazione di una struttura a destinazione collettiva del centro di chiesa parrocchiale e sito in calo il Freddo Brusso, poi il 36, Macallo 64. Le opere prevedono l'ampliamento interno della cucina, riducendo il locale di sala e la costruzione del fabbricato con nuova copertura e nuovi pianeti e servizi igienici. La spesa prevista ammonta a euro 59.060,02. Per tali opere la parrocchia ha predisposto altresì istanze di contributo regionale da trasmettere per tramite del comune entro il 31 maggio 2014 alla Regione Munito di vista di conformità. Infine si rileva che per tali lavori è già stata presentata istanza di permesso di costruire dei proprietari di una fabbrica concesso in uno alla parrocchia. Parrocchia di San Bartolomeo Porto di Brussa, istanza sottoscritta da Monsignor Giuseppe Manzato, parroco pro tempore. Per questa seconda istanza la parrocchia richiede un contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria della copertura della chiesa parrocchiale, sita in calo, Fredda Brussa, via Brussa 8, censita a Castelvezza, al Colle 36, Macallo 64. Le opere prevedono una spesa di 15.480 e la parrocchia nella propria disponibilità 5.480 euro, quindi la richiesta di contributo si ritiene di euro 10.000. Parrocchia di San Stefano Porto Martire, istanza sottoscritta da Monsignor Giuseppe Manzato, parroco pro tempore, con la quale viene richiesto un contributo per la sostituzione delle finestre presso il santuario della Madonna dell'Angelo Picavo, gli stati sostitutivi delle vetrate e finestre esistenti con nuovi serramenti come trappe artistiche. La spesa preventivata ammonta a euro 28.200, di cui come istanza quella della parrocchia 18.002, quindi la richiesta di contributo si ritiene di euro 10.000. Considerato che ai sensi della citata legge regionale la richiesta di contributo sono ammessi prioritariamente interventi di ristrutturazione e implementi, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti e per ultimi gli interventi di nuova costruzione, al fine di assegnare i contributi a rotazione per tutte le parrocchie presenti sul territorio di Cavo, viste le precedenti assegnazioni effettuate negli ultimi anni, si richiede di ripartire i contributi oggi disponibili alle parrocchie che hanno fatto istanza tra il 2013 e il modo seguente. Parrocchia San Giorgio Martire, contributi di euro 11.000 per le opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione del fabbricato pertinenziale al complesso della chiesa di San Giorgio Martire. Parrocchia San Stefano Porto Martire, contributo di euro 44.000 per la sostituzione delle finestre e delle trappe artistiche presso il santuario Madonna dell'Angelo di Cavo.